qua, benvenuti e bentrovati a questo spettacolo della natura. Questa è la Cinta San Teodoro, la Cinta Beach a San Teodoro. Come potete vedere, qua dietro c'è anche Mrs. Fabulous, che se non sapete è la persona che mi aiuta in regia qui su Beach Walkers. Io sono Mr. Fantastic, lei è Miss Fabulous e siamo una coppia di persone, di amanti delle camminate, in particolare sulla spiaggia, in particolare, guarda caso, delle più belle spiagge del mondo. E questa, onestamente, è un paradiso. Ora vi chiederete, ma cosa sta facendo qui? Sta camminando. Qua. Questo qui è il potente mezzo che viene utilizzato per riprendere i nostri video in 4K, 5K e mezzo, 5.7K, cose strane, 8K, delle risoluzioni paurose. Ci sono anche dei video 3,60 che voi potete prendere, video anche di questa spiaggia dell'anno scorso, voi potete prendere e scorrere e andare in giro per questa spiaggia liberamente. Ora, se mi vedete camminare per la spiaggia e ci sono molte persone che mi fermano, scusi, cosa sta facendo? Sta facendo dei video, oppure mi chiedono, ma quel bastone lì che cos'è? A parte che adesso è nella sua versione ridotta, perché normalmente arriva fino a 3 metri, in tutta la sua estensione lui misura fino a 3 metri e mi permette di realizzare sostanzialmente un drone, una sorta di volo come se fosse un drone. Quindi siamo qui in questa spiaggia, oggi è lunedì, martedì, non so neanche che giorno è, figurate la situazione che questo paradiso ti porta a pensare. Non so neanche che giorno è oggi, martedì credo. Voi siete lì, ufficio, aria condizionata, noi siamo qua al caldo. Siamo a Sardegna, San Teodoro, la Cinta Beach. Una grandissima distesa d'acqua, tutto sul davanti, sul dietro, sul di fianco. E poi avanti, per i curiosoni, per chi segue da più tempo, avrete forse anche notato che è lo stesso posto dove l'anno scorso sono stati avvistati da noi stessi medesimi, qua davanti proprio, degli squaletti. E due squaletti, c'è il video, recupera San Teodoro, squali, avvistamento, qualcosa del genere, non mi ricordo le parole chiave, e qua è proprio il punto preciso dove sono stati avvistati e filmati gli squaletti. Noi stavamo camminando lungo questa cosa esattamente come oggi, esattamente come praticamente ogni altra ora, e abbiamo avvistato degli squaletti. Guardate lo spettacolo indescrivibile. Ora, io so che voi siete invidiosi, ecco, se siete invidiosi mettete mi piace, se non vi piace mettete mi piace, se vi dà fastidio la mia voce mettete mi piace, se volete commentare mettete mi piace e poi commentate, condividete il video, perché insomma qua noi stiamo faticando, voi vedete solo una parte, non vedete il dietro le quinte, cioè noi ogni giorno dobbiamo camminare da là in fondo, ve la indico anche con la Insta360, da là in fondo noi camminiamo fino a là in fondo. Questo è il percorso che noi facciamo ogni giorno, sono 3 km avanti e indietro, ogni tanto lo facciamo 2 volte, ogni tanto anche 3 volte. Questo è davvero uno spettacolo. Ovviamente una cosa che voi non potete percepire è il fatto che ci sono altre persone che camminano, ma ovviamente
per la privacy, cerco sempre di non inquadrarle, mentre se siete dei golosoni e volete anche farvi gli affari delle altre persone, ci sono tutta una serie di altri video dove gioco forza inquadro la spiaggia, ci sono anche delle persone nel pieno rispetto alla privacy, però insomma ci sono anche le altre persone che camminano. Eccoci qua, Sardegna non sono le Maldive. Se vi state chiedendo dove siamo, ripeto, non siamo alle Maldive, non siamo alle Mauritius, non siamo alle Seychelles, siamo in Italia, siamo in Sardegna. Se dico Costa Smeralda, io so già che i puristi si arrabbiano, ma insomma siamo stati la scorsa settimana in Costa Smeralda e certo la conformazione del territorio è un po' diversa, ma la sabbia e l'acqua sono a questo livello. Quindi c'è una trasparenza assoluta, adesso c'è anche una calma assoluta. Voi chiedete, ma come fa? No, c'è vento, noi sentiamo il vento, come fa a esserci tutta questa calma? Perché il vento in realtà guarda le onde inesistenti, il mare così piatto. Questo per quanto mi riguarda è un fenomeno assurdo. Il vento soffia da dietro, soffia contro il mare, quindi se vedete anche le increspature sul mare, quelle ondine, non so bene quanto renda il cellulare. E tra l'altro è importante, se volete vedere video di qualità migliore iscrivetevi al canale, perché qualità migliore più di questa Insta qua comprata apposta per voi, per farvi video, per farvi vedere bene il mare, per farvi godere come se foste qui. Dicevo che queste increspature sono dovute al fatto che il vento soffia da là dietro. Qua dietro ci sono le dune, dietro ancora c'è uno stagno che si vede in tanti dei miei video, tanti dei nostri video, e il vento soffia da là e quindi il mare è piatto, è una tavola. Certo, uscendo ci sono delle onde notevoli, ma qua in questa baia il mare è spettacolare. Mettete mi piace per sto mare, dai. Niente mi piace per questo mare. Non merita un vostro mi piace. Ah, quella là dietro è la Tavolara. Quest'isola qua è la Tavolara. Questi qui invece sono degli iottini carini, catamarani, situazioni abbastanza interessanti. Niente di delle cose che si possono vedere a Porto Cervo, o peggio o meglio in realtà a Porto Rotondo, ma comunque il livello è notevole, anche perché quelli che stanno a Porto Rotondo poi vengono qui, perché ecco la spiaggia di Porto Rotondo, che non conoscevo, la spiaggia Ira, è notevole. Diciamo che colori, situazione molto simile a questa, quindi livello notevole. In realtà ecco sì, Porto Rotondo non è Costa Smeralda, però lì insomma capiamoci che il livello è quello che uno si può aspettare, è questo. Andiamo velocemente. Ok, tra l'altro ecco, se vi piacciono questi colori, questo mare, queste cose, iscrivetevi al canale, perché a breve arriverà la top 10 delle spiagge più belle della Costa Smeralda. Spoiler, ce ne sarà anche una, non della Costa Smeralda, ma diciamo equamente bella. La differenza principale che si può notare, che si può apprezzare, è il fatto che qui cerco sempre di evitare di inquadrare e riprendere le persone che sono qua a farsi fattacci loro. Dicevamo che la situazione, guarda lo spettacolo, è indescrivibile. Cioè io ho gli occhiali e vedo dei colori pazzeschi,
dallo schermo li vedo, sono belli, ma forse non sono altrettanto pazzeschi. Non so perché non avete ancora sfondato di like questo video, forse si vede male, non vi piace, andate a vedervi gli altri video che sono montati, sono filmati con una camera, con stabilizzazione elettronica, supporto di 3 metri che la pone a un livello altissimo, montati, editati e tutto il resto, e sicuramente si vede meglio da cellulare con questo. Capiamoci che la situazione comunque è di tutto rispetto. Stavo dicendo che, ecco, faccio un po' di vento, stavo dicendo che la situazione rispetto a questa Smeralda è che in questa spiaggia il mare è lo stesso, i colori sono gli stessi, ma nella Costa Smeralda ci sono delle rocce, ci sono della vegetazione, quindi la situazione è proprio, la conformazione terrestre della geologica è diversa, e quindi oltre a questa spiaggia c'è anche il granito, c'è anche tutta la roccia, le rocce giganti e tutte queste cose che rendono la Costa Smeralda una delle mete più ambite, e a buon motivo. Quindi ora qua siamo in questa situazione davvero notevole. Ora ci prendiamo un attimo di pausa, voi continuate a godervi questo spettacolo, perché dovete capire che con le folate di vento che ci sono qua, il cappello vola via un vento che soffia tra i 35 e i 55 km, quindi 35 normalmente, quindi c'è un costante vento teso di 35 km dalle nostre spalle, quindi dalle spalle rispetto a questo spettacolo della natura. Lo sentite? Ecco, 35 circa, con delle raffiche più 20, quindi fino ai 55-60. Andiamo a vedere anche tuttavia non si può fare siamo a galla. Qua c'è la Insta che sta continuando fedelmente a riprendere, e adesso ho appena stoppato perché ho appena stoppato? Perché guardare i video, così capite perché faccio un montaggio di un certo livello. Avete visto i video? Qual è il video che avete visto che vi è piaciuto di più? State guardando gli shorts, pubblichiamo ogni giorno degli shorts in queste spiagge meravigliose, quindi vi invito ad andare a vederle, a recuperarle, iscrivervi al canale per non perdervi i nostri contenuti, anche perché a breve, come detto, arriveranno anche il nostro tour della Costa Smeralda, che è imperdibile. Un giorno poi dovrò pubblicare dietro le quinte, dove mi metto lì, sto davanti alla telecamera e parlo, vi spiego, vi racconto tutti i retroscena, tutte le cose che non posso raccontare in questo tipo di video, e che sono un po' la parte divertente, perché le altre persone che mi guardano strano, quelli che salutano, quelli che mi chiedono di cosa si tratta, cos'è quel bastone che hai in mano, tutte queste domande qua. E raccontiamo questo. Questa è una cosa che faremo sicuramente sul canale, sarà questo
piace camminare per la spiaggia, non ci piace camminare senza motivo, ci piace camminare e potenzialmente o possibilmente essere pagato per farlo. E ora la serietà, la professionalità, non ti sto offrendo soldi per farlo così, e mi diresti no, ma mi sto offrendo i miei 5 minuti in cambio di farti vedere questo spettacolo. L'unica cosa che devi fare è stare lì, guardare, vedere questo spettacolo. Intanto tutto molto molto semplice. Iscrivi al canale, metti mi piace, commenti, così questo video viene. Guarda, cioè, di cosa stiamo parlando? Quindi l'unica cosa che devi fare è guardare questo video, continua a guardarlo, guardarne altri, perché tra poco questo video finisce, ti lascio tutte quelle cose lì che mi piacciono tanto, non mi interessano solo per poter arrivare all'effettiva monetizzazione del canale e in cambio Mrs. Fabulous, che è la fotografa. Ecco, volete vedere le fotografie di Mrs. Fabulous? Andate su Instagram, e quelle sono tutte le fotografie scattate presenti su Instagram sono opera sua, quindi sappiate che per supportarci la cosa migliore è iscriversi al canale YouTube, seguirci su Instagram e godersi assieme a noi questo spettacolo, o meglio assieme a noi, quasi, perché noi siamo qui e tu te lo godi dal tuo schermo. Direi che, visto che non ho ancora ricevuto abbastanza mi piace nei commenti, direi che possiamo anche concludere qua. Questa è la Cinta Beach di Santororo in Sardegna. Oggi c'è il maestrale e questa è la situazione. Niente onde. Bene, anche per oggi è tutto, Beachwalkers. Mr. Fantastic e Mrs. Fabulous è tutto. Seguiteci, mettete mi piace, commentate, iscrivetevi. C'è anche il canale Instagram, fate quello che volete, condividete il video. E questo è davvero uno spettacolo notevole. Quella è l'ombra, questa è l'Insta e quella è l'ombra dell'Insta. Questo è un mare stupendo. Facciamo così, se arriviamo a 100 visualizzazioni contemporaneamente faccio il bagno live, tutti usciti.
vi invito davvero a iscrivervi, mettere mi piace, commentare, condividere, seguirci anche su Instagram dove trovate le fotografie di Mrs. Fabulous e ci vediamo sul nostro canale.